Per la 12ª giornata di prima categoria girone C al campo sportivo Ligorna, il Borgo Incrociati ospita la Cogornese. I padroni di casa, beffati sul finale al 93esimo nell'ultimo match contro il Piraruggia, vogliono rifarsi con i rossoblù, usciti vincitori dal match in esterna con il Granarolo. Arbitra l'incontro il signor Cannella della sezione di Genova. Partenze insidiose dei ragazzi di Mister Mangiatordi che sfiorano il vantaggio al 10° minuto con questo inserimento di Miracoli intercettato da Ferrario. Provano a rispondere da palle inattive rossoblù, ma al 16° la conclusione di Bonaventura è di poco larga. Al 20° aumenta l'intensità al Borgo Incrociati, che prima ci prova un'acrobazia con Cutrignelli, poi a 4 giri di orologio più tardi la sblocca con il suo capocannoniere. Forlani recupera palla, appoggia per Miracoli che si smarca e libera il destro battendo Ferrario all'angolino. La Cogornese finisce il primo tempo in avanti, andando vicino al pari in 2 occasioni. Al 35° con questa conclusione di Molinelli e al 40° con questa punizione dai 30 metri di Dalpaus che Montaldo accompagna fuori in allungo. Squadra a riposo sul parziale di 1-0. Seconda frazione che ha inizio e vede subito il Borgo Incrociati rendersi pericoloso. Dondero rischia l'autorete di testa ma ad opporsi ce la traversa. Sul rimpallo Romei calcia di prima e impegna Ferrario in una parata plastica. Al 57° Dalpaus calcia così dal limite ma Montaldo è attento e blocca. All'80° trema la difesa della Cogornese. Cani riceve palla a centro area e calcia a rasoterra colpendo il palo. Sulla ribattuta arriva Ramella che prova a rinviare ma Piemontese lo anticipa e va giù. Per il direttore di gara però era in offside la posizione di partenza del numero 5 locale. Alla mezz'ora del secondo tempo provano a chiudere ai padroni di casa con Miracoli che calcia forte la posizione defilata ma Ferrario tira giù la saracinesca. Duello Miracoli-Ferrario che si rinnova pochi minuti più tardi in occasione di questo colpo di testa respinto dal portiere ospite. Sul finale all'87° la pareggiano solo momentaneamente i rossoblù con Ramella che recupera palla nell'area piccola e batte Montaldo, ma l'arbitro ferma tutto e non convalida la rete per questa presunta spinta del numero 18 che avrebbe favorito il recupero palla. Rivediamo il tutto. Borgo Incrociati Cogornese termina dunque sul risultato di 1-0, vittoria di misura ma fondamentale per i ragazzi di Mister Mangiatordi, che aggiungono 3 punti alla loro classifica e si prendono la testa del girone. Cadono in rossoblù per la prima volta sotto la guida di Muzio, nonostante la buona prestazione, e proveranno a rifarsi alla prossima in casa con il San Lorenzo della Costa.